La più cordiale buonasera, ben ritrovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo con l'emergenza Covid, i dati odierni in Lombardia. Oggi l'indice di contagio si attesta sul 10,08% perché su un totale di 24.847 tamponi processati sono stati riscontrati 2.506 persone positive. I guariti o dimessi nella giornata di oggi sono stati 1.683. In terapia intensiva si registra un calo dei ricoveri di 10 unità. Attualmente in regione sono 456 le persone ricoverate appunto in terapia intensiva. Negli altri reparti invece c'è un aumento di 141 ricoverati ed un totale attuale di 3.577. Infine i decessi, oggi purtroppo sono morte 63 persone per ragioni legate al Covid. Restiamo in tema nella giornata di oggi. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, è stato alla Fondazione Molina per il secondo giorno di vaccinazioni nella RSA Varesina. Ebbene, Fontana ha colto l'occasione per preannunciare che la Lombardia resterà zona arancione anche nella prossima settimana, ma esiste il rischio che da venerdì prossimo torni zona rossa perché i numeri sono al limite. Così si è espresso il governatore della Lombardia. Passiamo alla cronaca per occuparci della maxi rissa avvenuta ieri a Gallarate, gli sviluppi nelle indagini. Il servizio è stato realizzato da Veronica De Riu. Sono in corso le indagini per ricostruire cosa sia accaduto nel centro di Gallarate ieri venerdì 8 gennaio, quando gli agenti della polizia locale si sono trovati di fronte a un centinaio di giovani pronti a fare una maxi rissa in largo Camussi. Le forze dell'ordine, carabinieri e polizia sono impegnate a scandagliare immagini di videosorveglianza per identificare i giovani presenti. La pista battuta agli inquirenti è legata a bande di ragazzi che si sono organizzate attraverso i social network, WhatsApp o forse Telegram. Gli agenti di polizia locale stanno lavorando anche sulle 2 sacche ritrovate e contenenti mazze da baseball, sassi e un coltello da cucina. Il tutto è stato posto sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria. Intanto gli inquirenti stanno ascoltando anche il 14enne ferito alla testa durante la rissa e che è stato salvato dai cittadini. In chiusura allo sport, gli appuntamenti del fine settimana per quanto riguarda il volley, campionato di serie A1 femminile, domani alle 17 a Busto Arsizio la Wiba ospiterà Brescia. Wiba chiamata a una conferma dopo il successo infrasettimanale su Perugia. In questi momenti, e parliamo di hockey su ghiaccio, inizia invece la partita dei Mastini Varese nel campionato IHL sul campo, sul ghiaccio, o meglio di Alleghe. Il calcio, la giornata di domani per quel che riguarda la Serie C, 18° turno, il primo dell'anno nuovo, la Pro Patria sarà impegnata sul campo del Livorno, squadra che sta affrontando mille difficoltà, soprattutto dal punto di vista societario. In Serie D queste le gare in programma, derby tra Castellanzese e Città di Varese. Peraltro i biancorossi hanno annunciato oggi l'arrivo del nuovo difensore Aprile, che potrebbe essere già in campo nella gara di domani contro i neroverdi. Le altre partite, sfida tra Arconatese e Caronnese, e poi il Legnano che gioca in casa ospitando l'Imperia. Bene, era questa l'ultima notizia. Il TG di prealpina.it torna domani alle 19. Buona serata.